Euroregione.news. Codroipo, nuove strutture per 1000 atleti. Inaugurato il campo in erba sintetica presso il centro polisportivo di Codroipo, dove tra una disciplina e l'altra ci sono quasi 1000 atleti che si allenano e disputano competizioni di ogni livello. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, oltre alle autorità locali. Triplice inaugurazione quest'oggi a favore di questo bellissimo impianto sportivo di proprietà dell'amministrazione comunale della città di Codroipo, gestito dalla Polisportiva. Si tratta di un intervento complessivo di 1 milione di euro, 600.000 euro per un campo chiamato campo B di erba sintetica, 200.000 euro per la sicurezza e 200.000 euro per il rifacimento completo pressoché degli impianti di illuminazione dei due campi da calcio, campo A e campo B, due campi principali di questo bellissimo impianto. Un grazie all'amministrazione regionale, oggi rappresentata dal Presidente del Consiglio regionale, architetto Piero Mauro Zanin, perché il grosso di questo finanziamento, 450.000 euro, sono stati erogati dall'amministrazione regionale appunto su richiesta dell'amministrazione della città di Codroipo, ed è stata la prima opera che abbiamo visto finanziata nell'ambito della concertazione. Altre sono state finanziate successivamente e altre opere a favore degli impianti sportivi andremo a inaugurare nei prossimi giorni, perché lo sport è una delle caratterizzazioni di questa città, dove grazie alla Polisportiva, al lavoro svolto dalla stessa, migliaia di ragazzini e ragazzine vengono impiegati in diverse discipline. Ne abbiamo 8 solo gestite dalla Polisportiva, e quindi questo è un piccolo riconoscimento che l'amministrazione comunale oggi ha voluto tributare ai numerosi dirigenti e non solo, che gratuitamente svolgono la loro funzione a favore della collettività. Siamo qua a inaugurare e a consegnare alla società sportiva, alla Polisportiva, questo nuovo campo in materiale sintetico di recente realizzazione. Un importante impianto che, grazie anche a un importante contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, pari a 400.000 euro più altri 150 investiti dall'amministrazione comunale, ha fatto sì di poter realizzare questo campo da gioco in sintetico, che sarà utilizzabile soprattutto in tutte le stagioni e in tutte le giornate dell'anno, cosa importante per poter dare continuità nell'allenamento sia del settore giovanile, ma non solo, ma soprattutto anche a poter disputare eventuali partite di campionato in una struttura sicuramente adeguata, omologata, ma soprattutto funzionale a quella che è la necessità più volte manifestate dalla società stessa. A questo va unito anche nuovo impianto di illuminazione sia dell'impianto centrale sia dell'impianto secondario in materiale sintetico, illuminazione LED, che è costata pari a 200.000 euro, di cui 180.000 euro di contributo statale per l'efficientamento energetico. A questo poi vanno anche associate ulteriori 200.000 euro dell'amministrazione comunale per rendere usufruibile e soprattutto sicuro l'impianto sotto l'aspetto di accessibilità, sicurezza in presenza di pubblico e accessibilità dei giocatori stessi, cosa che era necessaria e fondamentale per rendere completamente usufruibile e funzionale la struttura sportiva. Voglio solo aggiungere che a questo negli anni passati sono intervenute anche nel campo in materiale diciamo in fondo naturale, con un impianto di irrigazione interrato che fino a qualche anno fa non era disponibile e quindi rendeva grossi problemi di gestione durante l'estate per famosi problemi di mancanza di irrigazione, cosa che ha dato sì che questo impianto sia completamente usufruibile per tutto l'anno. A Codroipo per inaugurare un intervento presso gli impianti sportivi, un campo regolamentare in erba sintetica, un impianto che è stato realizzato con un contributo della Regione a favore del Comune di Codroipo. E la cosa più bella di questa inaugurazione è vedere che il campo è già, una volta inaugurato, già dopo alcuni minuti era usufruito dai bambini, cioè quindi capire come gli investimenti di una regione, di un comune si realizzano concretamente e sono al servizio delle nostre comunità, dei nostri giovani. È un esempio positivo di buona amministrazione, di realizzazione di progetti di servizio alla comunità. Una comunità che attraverso lo sport può trovare anche quelle condizioni per continuare a sperare in un futuro migliore, e di questi tempi ne abbiamo tanto bisogno. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news